Vorrei dare la parola al compagno Badou Badara della FIAM, il direttivo nazionale della FIAM. Grazie, buona giornata e tanti auguri. Buongiorno compagni, è un grande onore per noi essere qua il 1° maggio per ricordare innanzitutto tutti i lavoratori che sono usciti per andare a guadagnare il loro pane e poi non sono mai tornati. E questo è un dramma enorme per un paese civile, un paese dell'Occidente, che non è più in grado di garantire ai suoi cittadini, ai lavoratori. Ricordatevi che nella Costituzione italiana la parola lavoro ha anche il suo significato, perché è il lavoratore che è al centro di tutto il resto, che ha anche il compito di organizzare la vita politica e sociale. Però se come Stato non siamo più in grado di imporre e di garantire la sicurezza necessaria per questi cittadini, allora questo è un grande fallimento e ci dobbiamo interrogare, perché la mancanza di investimenti dei privati, questo costituisce anche un danno che noi dobbiamo riparare, perché poi quando uno muore o quando uno si fa male al lavoro è tutta la collettività che paga questi danni. E anche questo ne dobbiamo essere coscienti, perché sui dibattiti questo non emerge mai. E questo è colpa anche di un'iniziativa privata, che la Costituzione dice che è normale, ma non può far finta che non ci sono dei aspetti sociali. E spesso questi anni, e questo è successo, perché sono mancanza di investimenti, tanto il lavoratore paga in termini di salario anche in termini di sicurezza. Quindi questo è un problema nostro, è un problema di società. Non possiamo più permetterci all'interno dell'Occidente che queste cose qua succedano. Cioè, non vi parlo del terzo mondo in cui tutte queste cose qua non sono garantite, però l'impressione che abbiamo è che stiamo tornando veramente al terzo mondo sul piano dei diritti. Quindi l'appello che mi sento di fare, e poi i delegati che hanno vissuto direttamente le tragedie all'interno qua sicuramente faranno delle testimonianze ulteriori, ma l'appello che mi sento di fare oggi è verso tutti i soggetti di sinistra che oggi nel panorama hanno anche una forza, però sono frammentati, di ritrovare una unità di intento verso il mondo del lavoro e verso chi lavora, perché le divisioni non ci aiutano e spesso stiamo pagando queste cose. Non parlo solo di unità politica, ma anche di unità sindacale, perché se siamo divisi non facciamo un buon lavoro verso chi vogliamo rappresentare davvero. Quindi mi fermo qua, lascio anche lo spazio a altri compagni che dovranno dire delle cose. Buona lotta, buon 1° maggio a tutti.